Taverna da Righi. Sì. Beh, devo dire che è la prima volta che sono stato qui a San Marino ospite dello stato dell'ospitalità, no? Il paese dell'ospitalità, no? Sì. È conosciuto in tutto il mondo questo discorso di ospitalità a livello turistico e anche storico, perché poi adesso durante il periodo della seconda guerra mondiale sono stati ospitati 100.000 sfollati qua, quindi è proprio una cosa che fa parte proprio di all'essere sammarinese. Ecco, quindi diciamo, ero ospite effettivamente qui dello Stato di San Marino, tra l'altro qui c'è il palazzo del governo proprio di fianco alla Taverna da Righi, e mi ricordo che per me da Righi era questo locale qua, ecco. Poi col tempo invece ho capito, il signor Righi, dico bene, il signor Righi mi spiegava, diceva che noi poi d'inverno abbiamo un locale dove si fa una cucina particolare. Io mi chiedevo che tipo di cucina fosse, poi ho capito col tempo, evolvendomi, che chiaramente anche nel secolo scorso c'erano comunque ristoranti stellati, non è che sono saltati fuori adesso perché c'è Masterchef. Quindi ci sono, come dire, degli chef che da parecchi decenni lavorano, dagli anni 80, non so. C'era tutto un altro panorama, devo dire, in Romagna. C'erano i ristoranti in Emilia che erano più dalle parti, che so, di Parma, dalle parti di Busseto, c'era Cantarelli, poi in Romagna c'era il Trigabolo, la Frasca, San Domenico c'è ancora tra l'altro, ma era tutto come dire dall'altra parte. Negli ultimi anni devo dire qui in quest'area, l'area del Montefeltro, Toriana come Montiano, devo dire è un po' l'epicentro culinario grazie appunto a questi chef come il nostro Luigi che è qua con noi, che viene un po' da un'unica scuola, nata magari a Riccione piuttosto che a Castrocaro. Io sono di scuola di Gino Angelini, quindi è stato un po' il maestro di tanti qui in zona. E quindi ci fu una stella Michelin sul viale Ceccarini al Grand Hotel de Ben, ecco, ai tempi appunto di questo chef, che poi è partito per gli States e l'ho trovato dal 95 a Los Angeles. Ecco, quindi questo nuovo filone come dire, ha fatto sì che dalle parti di Rimini, Riccione e San Marino comunque ci sia una sorta di epicentro culinario, questo almeno fino a poco tempo fa. Si mantiene grazie a questi che sono usciti da Masterchef ultimamente tra Sant'Arcangelo e San Marino, perché qui alla Taverna da Righi è arrivata, diciamo, la vincitrice femminile in un certo senso, possiamo dirlo. Non vogliamo fare divisioni, però insomma effettivamente sono poche le donne, ma alcune ci sono e forse sono anche molto capaci. Cristina è molto brava, molto volonterosa, adesso è chiaro che da un gioco lo sta cercando di trasformare in una professione vera e propria, quindi si è messo in gioco in tutto e per tutto. Abbiamo cominciato questo rapporto che adesso da un mese circa, mi sembra che funzioni molto bene, adesso è solo questione di tempo, vedere io ho parlato sicuramente che adesso dovrà fare un'esperienza qui, poi dovrà girare, conoscere, apprendere varie tecniche, e quindi il consiglio che gli ho anche dato sarà quello poi in futuro anche di girare, visto che il suo sogno sarà poi aprirsi un ristorante. Beh, la cosa molto interessante è che, a differenza magari di voi cuochi che faticate tutti i giorni da anni e anni, questi che escono dal Masterchef hanno veramente una popolarità che porta a comprare il libro, ma ragazzini quindi rivoluzionano un po' anche la clientela di un ristorante, sicuramente abbassano la media dell'età. Sicuramente l'altro giorno era qui che stava lavorando, l'hanno vista passare un gruppo di ragazzini, è stato l'assalto. Cosa che non succede purtroppo ai cuochi che devono lavorare al ristorante e se lasciano il ristorante vanno in TV ma non sono più al ristorante, ecco, quindi il cambio è molto difficile. Anna Rose, che è stata contattata per essere la nuova giudice di Masterchef, ha declinato l'invito perché è una cuoca che ha raggiunto un certo livello come cuoca nel ristorante, chiaramente deve stare nel ristorante. Immagino che sia anche questa la ragione per cui poi tendenzialmente dobbiamo stare nelle nostre cucine, è come andare a teatro, andare a vedere un grande attore, ma quel giorno poi non c'è, quindi io credo che è giusto che i cuochi stiano in cucina. Allora, Luigi Sardini, che lo vedete scritto qua, se non vado errato, c'è scritto qua il nome, bene, sì. Qua sotto è comunque uno chef che appunto è nato
nel Riccionese, e poi ha avuto altre tappe, perché poi noi ci siamo incontrati per la Stella Michelin, ma prima di avere la Stella Michelin immagino che ce ne sia voluta. Sì. Ecco, Io principalmente dico pure, il mio maestro è stato Gino Angelini, poi ho avuto la fortuna di lavorare presso il ristorante di Voltiero Marchesi all'epoca, quando era l'unico 3 stelle Michelin italiano, quindi a Milano. È stata una grande scuola, è stata una grande apertura mentale, perché poi via Bonvesì della Riva, era via Bonvesì della Riva, creatore la via è il nome dell'ideatore del poi, Galateo. Poi c'è da dire che veramente Marchesi è quello che ha fatto scuola a livello italiano, perché tutti i grandi, la maggior parte dei grandi nomi di adesso, prendiamo Crippa, Berton, Cracco, Lehmann, Lo Priore, cioè sono tutti usciti da quella cucina. Sì, no, indubbiamente, tra l'altro poi il maestro è passato anche qui da San Marino e devo dire... Recentemente mi ha fatto un grande piacere averlo ospite. Quindi ogni tanto torno a San Marino e devo dire che ho un bellissimo ricordo durante l'Eurotalk, appunto Gualtiero Marchesi stava qui con tanti grandi chef 3 stelle Michelin. Bene, ora la cucina com'è la cucina attualmente? Io seguo la mia linea di cucina è sempre quella ben radicata nel territorio, quindi partire sia dal prodotto in linea di massima e anche da un piatto tradizionale, rielaborandolo e riadattandolo ad esigenze attuali. Chiaro che poi con qualche fuga anche più creativa, dove ci si diverte magari con qualche abbinamento un pochino più nuovo. La mia tipologia di cucina non è una cucina estrema nel senso molecolare o quant'altro, è una cucina più legata a tecniche diciamo classiche, con magari abbinamenti un pochino più moderni. Vi faccio la domanda che ho già fatto alla vincitrice femminile del Masterchef: ma cos'è la cucina molecolare? Perché ogni tanto qualcuno te lo chiede, quindi ognuno ha la sua interpretazione, tutto gira attorno all'azoto, mi è sembrato di capire. No, ma poi è anche tutto il discorso di questi prodotti che aiutavano a addensare, eccetera. Una cucina molto più tecnica, diciamo, molto più chimica, diciamo, forse, per carità validissima, non conosco bene, non preferisco quell'altra tipologia e quindi sono rimasto affiancato a quella. Usare prodotti nocivi che vengono resi commestibili, questa è la grande tecnica. Ma adesso sulla nocività non lo so. Cioè usare l'azoto che normalmente non compri nelle gastronomie, ma magari dagli antenati di Bottura, no? Commercianti di combustibili, no? Quindi riuscire, ma questo accade comunque, anche perché comunque se l'azoto magari in un sorbetto magari si può utilizzare tranquillamente, si usa da tantissimo tempo, quindi in realtà poi questa cucina molecolare non deve intimidire, però meglio sapere, e finché ci sono i prodotti chiaramente utilizzare quelli. Poi se un giorno chiaramente non ci saranno più, io non escludo niente a priori, perché tutto ciò che è stato passaggi di cucina, partiamo dalla nouvelle cuisine, quella che fu chiamata nouvelle cuisine, eccetera, tutti i vari passaggi, tutti hanno lasciato qualcosa di buono, tutti hanno lasciato qualcosa di cattivo, quindi c'è del buono e del cattivo in tutte le varie pensieri di cucina che ci sono. Allora, il ristorante Righi, Stella Michelin, chiaramente c'è una cucina stellata nel ristorante all'interno, noi siamo in questa bellissima terrazza dove invece da sempre esiste il bistrò, questa cosa che si accoppia a molti ristoranti. Il ristorante Righi sopra è una cucina che abbiamo, diciamo, più da degustazione, con un ambiente più riservato. Qui siamo sicuramente nella piazza principale di una capitale, e quindi anche per chi passa una cucina più semplice, più fruibile, anche dove però sempre con rispetto del prodotto e della qualità. Quindi abbiamo sotto l'osteria la taverna e sopra il ristorante. Questo è quello che comunque fa lo chef in un albergo, si deve occupare di varie cucine. È chiaro che magari a Masterchef, chi partecipa a Masterchef pensa che esista solo questa cucina, no? Fine dining, diciamo è così. È normale che sia così, però bisogna conoscere tutto per poi diventare veramente uno chef, perché è difficile correre senza saper camminare prima. Quindi Cristina come se la cava anche con questi piatti, diciamo, di bistronomia, poi in realtà se la cava molto bene, quindi non... È una ragazza che
la cosa principale è che diceva una volta è buona la prima, ecco. Ma c'è un piatto di quelli che ha proposto in TV che può essere interessante da proporre ai clienti qui da Taverna Zarighi? Abbiamo fatto un cappelletto insieme che l'aveva proposto. Sì, e quindi è stato visto. Sì, è stato visto, interessante. Quindi ci possono essere delle cose, quindi c'è uno scambio di energie. Guardi, io penso che noi che siamo sul campo da tanti anni c'è sempre da imparare da tutti. Ognuno può avere, anche lei mi può dare l'idea giusta. Ah, ecco, il cliente può. Il cliente è la prima cosa da qui. Anche perché poi serve, penso molto, comunque nei periodi di riposo, nel giorno di riposo, comunque frequentare i ristoranti, non è sufficiente avere una grande esperienza, no? Vederci, guardarci attorno, chiunque può darti un'idea giusta, un'informazione giusta. Bene, altre novità, reunion di chef, perché poi questi cuochi che girano attorno a Angelini, come dire, sono più di uno, ecco, quindi nel senso ancora siete un gruppo, sì, siete un po' gli stellati, no? In un certo senso in questo momento, di quest'area. Si sta accennando qualcosa per il prossimo inverno, però ancora niente di definitivo. Bene, allora grazie di tutto qui dalla Taverna Zarighi e andiamo a provare chiaramente un menù del pranzo, non so se cambia rispetto alla sera. No, la carta è la medesima. Ecco, quindi praticamente Taverna Zarighi aperto. Allora, noi il ristorante Righi è aperto tutte le sere, ad esclusione della domenica pranzo, siamo chiusi domenica sera e lunedì e di sopra vi aspettiamo con 4 proposte di menù. Abbiamo un menù vegetariano, un menù del territorio, un menù degustazione e un menù di pesce. Più chiaramente uno può scegliere la carta.